Quest'annata come sarà questo Raboso? Il Raboso è bello, buono, anche vedemiato. Sono i ragazzi speciali del vino. Li abbiamo conosciuti al Vinitaly perché all'interno dello stand della Regione Veneto hanno avuto un gran successo con le loro bottiglie. Marco lo fa etichetta, imbottigliamento, etichetta mio. C'è tutta l'energia di chi si vuole esprimere con uno dei prodotti della nostra terra sempre più apprezzato al mondo. Vino, ma anche bottiglie personalizzate che nella passata edizione del Vinitaly sono andate letteralmente a ruba. Portate questo Raboso al prossimo Vinitaly? Sicuramente lo porteremo, fa parte proprio del nostro progetto quello di partire dalla vendemmia dove i ragazzi fanno la raccolta dell'uva e la pigiatura per poi portarlo alla vinificazione. Inoltre hanno ideato queste etichette che disegnano loro personalmente e rendono la bottiglia un pezzo unico. Un prodotto frutto del lavoro, ma anche di un'esperienza di comunità che da anni coinvolge tutti. I ragazzi speciali, le loro famiglie, ma anche chi mette a disposizione vitigni e cantine. Da quanti anni è che fa questa vendemmia, solidale? Da 15 anni che facciamo questi ragazzi. Ma chi glielo fa fare? Questo l'ho detto prima, è un insegnamento per me, ma anche per gli amici che vengono qua a trovarci, per tutti quanti, perché ripeto, ci danno moltissimo. Sono loro che danno a noi, non noi che diamo a loro, e credo che questo in qualsiasi azienda, in qualsiasi situazione, donare un po' del nostro tempo a questi ragazzi è una gioia per loro, sicuramente è un momento di crescita anche per loro, ma soprattutto per noi. Certe volte i soldi sono importanti sicuramente per poter mandare avanti le loro strutture, ma è saper donare il tempo che è la cosa più importante per loro, perché li fa crescere e li fa sentire uguali a noi, perché lo sono, forse anche meglio qualche volta.